Buongiorno amici, benvenuti alla prima puntata di Sardegna Sacra on the road. Buongiorno da Ilaria e Adriana alla regia. Buongiorno. Eccoci, siamo oggi alla Giara di Tuili, ha appena smesso di piovere, è appena uscito il sole e ci apprestiamo a fare una bellissima escursione. Oggi siamo in compagnia di Massimo Bongini. Ciao, buongiorno. Massimo è una guida ambientale escursionistica AIGAE, quindi l'Associazione Nazionale di Categoria delle Guide Ambientali Escursionistiche. Massimo, facciamo una veloce introduzione sull'escursione di oggi. La Giara si sta svegliando, da quando ha smesso di piovere c'è un concerto di uccellini e tutte le creature che la vivono, perché le scopriremo, sono tantissime. La Giara è veramente un bacino, un record di biodiversità, di vitalità, di rappresentazione di specie floricole, faunistiche, e veramente sarà un'emozione comunque, nonostante l'abbiamo vista tante volte, entrare e scoprirla, percorrerla. La Giara si erge su tutte le colline circostanti, isolata come fosse un'isola. Spieghiamo anche che cos'è una giara, così per i nostri ovviamente ascoltatori che non lo sanno, perché non tutti sanno cosa sono Sì. le giare, che sono queste particolari formazioni che caratterizzano proprio questa parte della Sardegna. Spiegaci qualcosa in più, Massimo. Sì, non sono soltanto nella Sardegna, sono anche Spagna, Nord Africa, qualcosa di simile lo troviamo anche nell'America centrale, le chiamano mesas. La Giara si forma per eruzioni labiche che si allargano e si estendono in un bacino, una leggera depressione. Questo lago di lava poi si solidifica e succede una cosa particolare, cioè non è l'altopiano che si eleva, ma è tutto ciò che c'è intorno che poi si abbassa per l'effetto dell'erosione, perché il basalto è una roccia molto più solida, più dura, più resistente, mentre invece tutto ciò che abbiamo intorno è un vecchio basamento della fossa sarda, quindi rocce sedimentarie di tipo marino, di origine marina, che sono molto più soggette appunto al consumo portato dagli agenti atmosferici e dallo scorrere delle acque. E quindi ecco che la Giara si isola e si erge rispetto a tutto quello che è intorno. Sì, infatti qua ci troviamo proprio in un altopiano a 600 metri sul livello del mare ed è un altopiano basaltico. E adesso iniziamo la nostra escursione. Ecco che già troviamo l'effetto Giara.
questi non sono i suoi famosi paulis, ma è quello che succede quando piove. Il basamento di basalto di cui è costituita crea uno strato impermeabile che impedisce all'acqua, dove ci sono delle piccole depressioni, di scorrere via, ma dove invece ci sono strade, pendenze, leggeri canali, si formano ovunque questi torrentelli, questi ruscelletti, questi laghetti, e quindi la Giara diventa un unico movimento di acqua in tutte le direzioni, che si dirige verso tutto il suo perimetro esterno a formare delle cascate, delle cascatelle, dei ruscelli, quando appunto ci sono queste precipitazioni improvvise. Eccoci, dopo un breve percorso a piedi siamo arrivati al giardino botanico. Massimo, spiegaci qualcosa su questo giardino. La Giara ospita un giardino botanico di grande interesse, perché in un'isola che è già campione di biodiversità, la Giara lo è ancora di più. Nella Giara sono rappresentate 10 volte la media regionale delle specie floricole, quindi ha una concentrazione di specie, ma anche specie rare come la Morisia monanta, a cui è intitolato questo giardino, e il ranuncolo levelieri, che nasce nei paulis, che vedremo poi più avanti. Sorprendentemente, la Giara non è parco, però da una trentina di anni è oasi di protezione faunistica e sito di interesse comunitario, zona SIC. Eccoci, ci stiamo dirigendo verso Pauli Maiori, fra poco arriveremo, ma intanto siamo arrivati qui. Dove siamo, Massimo? Stiamo vedendo uno degli tradizionali insediamenti pastorali della Giara, che qui sono chiamati masonis. In questo posto possiamo vedere due ricostruzioni della tipica capanna, il pinnetto, i spinnettas. La pioggia va e viene. E quando smette di piovere riusciamo ad ascoltare e a osservare i movimenti degli animali. Questa è un'altra delle straordinarietà della Giara. Sulla Giara vivono 92 specie di vertebrati. Questo significa che la metà di tutte le specie di vertebrati che vivono sull'isola è rappresentata
in questo piccolo spazio. La mia passione, il mio bisogno di vivere e scoprire la natura mi ha portato negli ultimi 30 anni a dedicarmi ad attività estreme, no? Come l'alpinismo, come il canyoning, la speleologia, tutto bellissimo, è un modo e un approccio di grande soddisfazione, ma poi mi sono accorto che mi mancava qualcosa. Anche l'escursionismo che praticavo era molto spinto e sostenuto, percorsi lunghi, percorsi impegnativi. E poi mi sono accorto di quello che mi stavo perdendo e quindi mi sono fermato, ho rallentato e ho cercato un altro modo. E infatti oggi i percorsi di in itinere sono medio-bassi come lunghezza, come impegno, proprio per favorire l'ascolto, l'osservazione, entrare di più nel mondo che ci sta accogliendo, in cui ci stiamo muovendo, e vivere un'esperienza molto, molto più ricca e più intensa. Ecco, si intravede laggiù il Pauli e ce ne accorgiamo anche perché cambiano i suoni, cambiano i rumori, questi versi di animali sono differenti e già ci avvisano di un cambiamento. Eccoci, come potete vedere siamo finalmente giunti al Pauli Maiori. Tra poco Massimo ci spiegherà meglio cosa sono i Paulis e tutte le loro particolarità, ma prima volevo condividere con voi un veloce aneddoto, una condivisione di un episodio della mia infanzia che mi è rimasto sempre impresso. La prima volta che sono venuta qui a Pauli Maiori, ma anche la prima volta in tutta la mia vita che sono venuta qui alla Giara, avevo 6 anni ed è stato in occasione di un invito che mia nonna aveva ricevuto da un pastore che aveva le greggi qua alla Giara, e quindi facciamo questo grande pranzo di famiglia all'ovile di questo signore. E dopo pranzo abbiamo fatto una bella camminata per arrivare fino a qui e vedere i cavallini, quindi a vedere i cavallini anche di cui tra poco parleremo e che rendono famosa la Giara, i cavallini selvaggi che 30 anni fa, stiamo parlando insomma di circa 30 anni fa, forse qualcuno in più, si facevano
avvicinare ancora meno di oggi, quindi veramente noi dal bordo del Pauli li vedevamo lontanissimi. Ma che cosa è successo? È successo che, come potete vedere, qua l'ambiente, io piccola presa dall'entusiasmo, praticamente sono sprofondata dentro il fango fino a qui, e quindi quando mi hanno tirato fuori ero completamente piena di fango e ho dovuto continuare l'escursione praticamente a mezza nuda, camminando scalza in mezzo alla fanghiglia, in mezzo all'acqua. Era una stagione abbastanza calda, ma non era piena estate, quindi ancora mi ricordo la sensazione di camminare qui, ovviamente non era febbraio, con i piedi scalzi, e questa emozione me la porto ancora oggi ogni volta che torno alla Giara. Sicuramente gli ambienti più spettacolari della Giara sono i Pauli. I Pauli sono degli acquitrini temporanei, si formano per accumulo delle acque piovane. Sulla Giara le sorgenti sono scarse e quindi è soprattutto acqua del cielo che riesce a conservarsi, a volte fino all'estate. Si formano in corrispondenza di depressioni della colata lavica. La roccia, sfaldandosi, dà origine ad una specie di strato argilloso impermeabile che trattiene l'acqua. Sono profondi da 30 cm fino a 1 metro e creano un habitat veramente unico nel suo genere. A primavera, da aprile-maggio in poi, tutto questo acquitrinio si riempie completamente di ranuncoli acquatici e diventa un'unica distesa bianchissima che sembra quasi innevata. E i cavalli pascolano e si nutrono felicemente di questo che è uno dei loro cibi preferiti e più ambiti, brucando nell'acqua. Eccoli qua. Abbiamo trovato il branco. Gli ultimi cavalli selvaggi d'Europa vivono qui stabilmente da un tempo indefinito. Pur vivendo liberi, nei secoli più recenti sono stati come una proprietà divisa e condivisa tra alcune famiglie dei paesi limitrofi e ne traevano un reddito utilizzandoli nel lavoro dei campi, principalmente nella trebbiatura del grano, che era un lavoro molto massacrante. Venivano legati spesso a un palo, girando in tondo, a stretto contatto l'uno con l'altro, sotto il sole, per calpestare con i loro zoccoli le spighe e la paglia. Tutto questo fino agli anni 50, con l'avvento delle trebbie meccaniche, e da questo momento molti cavalli cominciarono ad essere macellati e venduti e rischiarono l'estinzione. Però grazie alla mobilitazione di ambientalisti e studiosi, la regione poi promosse una campagna di sensibilizzazione e quindi tramite dei contributi finalmente nel 96 la comunità montana acquistò in toto tutti i capi esistenti e finalmente conquistarono il loro status di libertà. Una volta dichiarato il loro status di animali liberi, è stata molto importante l'operazione di selezione genetica che ha portato all'allontanamento di quegli elementi meno puri, perché alcuni proprietari avevano tentato degli incroci per fortificare la razza, ed oggi quindi i cavalli stanno riacquistando le caratteristiche morfologiche e comportamentali originarie tipiche del cavallo selvatico. 1,20 m al garrese, testa massiccia, il collo forte e robusto,
la criniera, le code lunghe, folte, e poi questi inconfondibili occhi a mandorla. Eccoci a Fonte Salamessi, una delle sorgenti naturali della Giara. Bisogna imparare ad amare il silenzio e la lentezza per comprendere perché da millenni i cavalli siano una malia per gli uomini. Bisogna avere il coraggio di entrare in quel mondo dove vivono loro, in punta di piedi. Lì, immersi nell'anima mondi, ogni fruscio, ogni alito di vento è lingua che parla, e ogni foglia che cade, ogni germoglio che cresce, ogni frutto che matura, ogni raggio che si infrange, scandisce il ritmo di un tempo lento ed antico che non sa nulla della nostra fretta. In quel mondo tutto è come sempre è stato, e l'orologio è un battere e levare senza impellenze di fare. I cavalli vivono là, e là sentono tutto, sentono anche noi. Noi che abbiamo dimenticato, noi che arriviamo come saette contratte dall'urgenza, dalle pretese, dal facciamo subito e in fretta, e prendiamo a calci quell'orologio del tempo sui loro fianchi. Subito, ora, adesso, più veloce, meglio, di più, più in fretta. Se solo ricordassimo, siamo tempo sprecato noi, pace sprecata, amore consumato in fretta, fiamma che diventa cerino quando potevamo essere luce. Ospitano degli animali che sono considerati fossili viventi, animali arcaici. Sono due crostacei, due artropodi che mantengono intatto il loro bagaglio genetico da 200 milioni di anni. Questa è una cosa assolutamente straordinaria. Questi animaletti sono estinti altrove e sopravvivono soltanto qui nel Mediterraneo. Facendo nel nostro giro ad anello per concludere l'escursione, siamo arrivati ai resti del nuraghe Kutukutu. Come potete vedere, il nuraghe non si conserva benissimo, si conserva per alcuni filari, nel punto meglio conservato 4 filari di pietre, e questo è uno dei tanti nuraghi che si trovano sulla Giara.
Sulla Giara ci sono in totale 22 nuraghi e la particolarità è la disposizione dei nuraghi proprio sul bordo dell'altopiano. Ma la frequentazione antropica della Giara è una frequentazione antichissima, infatti sono state trovate tantissime testimonianze anche a partire dal Neolitico, come ad esempio frammenti di selce e di ossidiana lavorate. Dopo l'età nuragica, in cui appunto vediamo questa disposizione dei nuraghi e la frequentazione e l'insediamento in tutto l'altopiano della Giara, anche nelle epoche successive abbiamo una continuità di insediamento, come vedremo fra poco alla chiesetta di Santa Maria Bambina, all'area archeologica di Santa Luisa. Siamo arrivati alla chiesetta di Santa Maria Bambina, siamo alla fine della nostra escursione. Nel frattempo si è messo un forte vento e siamo in un sito che ci testimonia l'antropizzazione della Giara e questa lunga frequentazione, il rapporto tra l'uomo e la Giara nel corso dei secoli e dei millenni. Infatti, a partire dalle tracce di epoca preistorica, poi in tutta questa zona abbiamo dei resti particolarmente evidenti di un insediamento romano di età imperiale e infine appunto la chiesetta dedicata a Santa Maria Bambina, che porta questo rapporto fino ai giorni nostri. Qua tutto intorno si trovano infatti tracce di pietre lavorate che venivano utilizzate per i vari lavori agricoli, ma abbiamo anche delle pietre più particolari come quelle che abbiamo visto con dei rilievi di forma fallica a cui non si è data ancora una spiegazione precisa. Ma arriviamo fino ai giorni nostri, così dalla preistoria chiudiamo questo cerchio e volevo chiedere a Massimo come descriveresti oggi il rapporto tra le comunità che vivono intorno alla Giara e la Giara. Che particolarità c'è qua? Indubbiamente è tutt'oggi un rapporto empatico, simbiotico, non saprei come definirlo, cioè veramente parte della stessa vita e del territorio, un territorio condiviso. Questa è qualcosa di molto particolare. Osservando il sistema insediativo, il disegno insediativo umano intorno alla Giara, si nota un ordine particolare. Tutti i paesi sono disposti tutto intorno come una corona a circondarne il perimetro. Ogni paese è collegato alla Giara da uno o più corsi d'acqua. Da ogni paese sale uno di questi antichi sentieri che chiamano scalas. Insomma, la Giara sembra esprimere davvero un attrattivo e un oggetto di unione, un elemento di unione di tutti questi paesi. Il sistema antropico mostra proprio una caratteristica particolare, addirittura anche a livello amministrativo, di configurazione amministrativa, che sono fatte spesso di piccole accomodamenti, accordi, mediazioni che mostrano questo equilibrio, questa forse capacità della Giara stessa di tenere insieme tutte queste cose come se lei fosse al centro di tutto questo. In questa ultima tappa, in questa area sacra, mi piace ricordare un servizio che ho visto alcuni anni fa e che mi colpì, in cui i tecnici che partecipavano ad un progetto di valorizzazione della Giara facevano un resoconto del loro lavoro. E uno
di loro in particolare concluse con una frase che mi volli trascrivere e che è questa. In questi ultimi anni stiamo riscoprendo la giara per il suo valore di unicum geografico, biologico e spaziale. Le particolarità di tutti questi elementi ce lo fanno percepire non tanto come uno dei molti luoghi interessanti della Sardegna, ma come un poderoso monumento dotato di uno spirito, di una sacralità che ancora in buona parte ci sfugge. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Dalle premesse di stamattina siamo invece riusciti a fare una escursione veramente bellissima sotto la guida di Massimo. Siamo riusciti ad avvicinarci ai cavallini senza spaventarli, ad osservarli mentre continuavano a pascolare tranquilli. E abbiamo veramente goduto della bellezza di questo luogo nonostante la stagione, nonostante il vento e qualche goccia di pioggia. Vi ricordiamo quindi domani mattina alle 8 con la diretta che vi darà l'anticipazione della seconda puntata. Vi ringraziamo di averci seguito, ringraziamo tutti i sostenitori del progetto. Vi ricordiamo che potete contribuire al progetto in vari modi o con una donazione in denaro oppure anche acquistando i nostri gadget e le t-shirt con il nostro logo, le t-shirt e i gadget appunto forniti da Macoco che trovate nel nostro corner shop su internet. Trovate tutti i riferimenti nel post e trovate anche in questo post i riferimenti di Massimo Bongini se volete contattarlo per fare queste bellissime esperienze insieme a lui. Quindi ve li ricordo anch'io su Facebook _itinere e nel post trovate anche il numero di telefono e la mail di Massimo. Quindi con questo da Twili vi salutiamo. Ciao!